Oltre 2000 persone, tra medici, paramedici, amministratori, sindacalisti e rappresentanti di associazioni, nonché tanti comuni cittadini, hanno partecipato alla manifestazione in difesa dell'ospedale di Piove di Sacco in provincia di Padova. Le cosiddette schede ospedaliere, definite recentemente dalla Regione Veneto, rischiano di comportare tagli pesanti a carico della struttura sanitaria pubblica locale, che, come hanno ricordato i manifestanti, rappresenta un bacino di utenza superiore alle 100.000 persone. Quindi scopo della manifestazione è stato quello di sensibilizzare la Regione Veneto a fornire le necessarie garanzie per il mantenimento dell'ospedale per acuti, a fronte di richieste che, come ha dimostrato la stessa manifestazione, sono l'espressione di una volontà comune delle municipalità interessate e dei territori compresi. Il corteo è quindi convenuto al Palazzetto dello Sport di Piove di Sacco, dove si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, presieduto dal neosindaco Davide Gianella. Le richieste sono quelle che l'ospedale deve rimanere una struttura per acuti, caratterizzata dalla garanzia della cura dell'emergenza-urgenza, dalla garanzia del primariato di anestesia e rianimazione, che è fondamentale, dalla garanzia di una chirurgia che non sia in regime di quick surgery, e quindi a seguire i servizi essenziali che sono l'ortopedia, che per un bacino di oltre le 100.000 persone. Senza il primario di rianimazione, senza chirurgia generale, è chiaro che salta tutta la possibilità di fare l'emergenza-urgenza, e quindi è stata tolta anche l'ortopedia, viene tirata via l'emodinamica, un impoverimento dell'ospedale, a cui fa seguito poi anche l'indebolimento del territorio, perché si diceva diminuiscono i posti letto nell'ospedale e si potenzia il territorio, però di fatto da 6 distretti nell'ULSS 16 si riducono a 2 di 250.000 abitanti all'uno. È impossibile riorganizzare con una risposta efficace ai cittadini che abitano il territorio un distretto con questa dimensione.